nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, ancora con una nuova puntata di Crossroads. E quest'oggi abbiamo preparato, per il sottoscritto ha preparato una puntata, un cicinino particolare, perché sarà un pochettino più malinconica rispetto al solito. Però direi di non perdere tempo. Ovviamente vi ricordo di scriverci o di chiamarci se avete qualche dubbio, qualche curiosità da chiedere, e andiamo immediatamente con la prima canzone, con il Lebanon Hanover, con la canzone Torty Rack. Drive away towards pink sky, across the debris of my life. If your heart's broken, mine is threatened. It is down the pit of the roadside. And slalom right through the night until I reach the park. My mind feels like an asylum, my heart like a techno club. This is the breakup of my dreams. I'm chained to the torture rack, and you keep pulling. Ich rase über kaputte Straßen, über die Ruinen von uns zwei. Ich sage dir wieder, obwohl du schon weißt, the gasoline is my anodyne. You're chained to the torture rack, and I keep pulling. You're chained to the torture rack, and I keep pulling. You're chained to the torture rack, and I keep rolling.
Eccoci tornati, sì, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Purtroppo la regia ci ha appena informato di una notizia tremenda perché a 91 anni ci ha lasciato l'icona della moda Giorgio Armani. Dato che volevo darvi questa notizia e sentirmi molto come se fossi il caro vecchio Biscardi, per favore, regia, non ridere. Vi do questa notizia in anteprima, direi che è anche perfetta per abbinarsi a questa canzone dai toni molto tristi che abbiamo appena sentito. Ecco, tornando a noi, parliamo di questo brano di Lebanon Hanover, una band che diciamo appartiene alla scena, quella della dark wave, una scena che nasce diciamo dall'evoluzione di quello che è lo stile del post-punk, con aggiunta di parti anche elettroniche alla musica, di questo sound molto semplice, molto minimal e che mantiene dei toni che sono solitamente più oscuri, ecco, rispetto a quello che è di solito invece quello che era il post-punk. E diciamo che questo album è comunque un tentativo di evoluzione, un tentativo di evoluzione rispetto a sia al sound oltre a questo pezzo nell'album verranno aggiunte anche delle novità rispetto al loro sound classico, che non si distacca nei loro precedenti lavori molto da quelli che sono i classici del genere, però diciamo risulta essere molto più complesso e stratificato, innanzitutto perché vengono aggiunte delle parti sia acustiche che delle parti dove ci sono influenze sia pop che jazz, e poi c'è comunque un'evoluzione importante per quanto riguarda il tema trattato nell'album, che va a parlare di un tema che è anche abbastanza ostico da portare a livello artistico, ma di cui è indubbiamente importante parlarne. Cioè si parla del tema della salute mentale, di quello che è il tema delle malattie mentali. Ecco, l'album è un po' come se fosse una specie di racconto che avviene dentro a questo ospedale psichiatrico, ecco. E quello che è il tema centrale che la band cerca di raccontare in questo album è poi il tema di quando si ha una difficoltà, ci si sente da soli, si soffre di solitudine, si può andare in depressione, comunque soffrire di tutte cose che sono delle patologie, chiamale così, in maniera un po' impropria, molto brutte, e di quanto possano distruggere l'animo umano. E appunto soprattutto in questa canzone si va a spingere molto su questo tema, per cui è un album comunque molto molto bello dal punto di vista dell'innovazione, e porta anche delle tematiche più mature e complesse, e questo qui sicuramente è un qualcosa da ammirare in una band che comunque è sempre rimasta un po' nei suoi canoni e nello stereotipo un po' dello stile della dark wave. Ecco, che appunto che questo stile un po' che va a riprendere magari anche dalla letteratura gotica, da quello stile un po' gotico appunto
dell'epoca vittoriana e lo combina con gli elementi del post-punk che appunto sono un po' più sono minimalisti, tendono al minimalismo, al less is more, e appunto e sono stati un po', diciamo, un baluardo degli anni '80. Ecco, questa band ne è stata fino al precedente album, diciamo, è rimasta nel recinto canonico di quello che è lo stile Darkwave, e invece qui comunque c'è una bella evoluzione. Certamente parlare di temi di disturbi o malattie mentali non è facile, risulta complicato, e diciamo la Darkwave può dare anche quell'elemento gotico, quell'elemento di oscurità che può rendere in maniera più vivida e più reale l'idea di quello che può succedere alla mente umana, ecco, quando ti ritrovi in questa condizione. Ed è comunque un ascolto impegnativo, non è un qualcosa che possono ascoltare tutti. Ci deve essere un impegno di base nell'ascolto, non è un qualcosa che puoi ascoltarti magari mentre banalmente sei in macchina e vuoi ascoltare qualcosa. È un qualcosa di profondo per chi ama comunque davvero la musica. Sicuramente un album adatto per, ecco, per gli appassionati del genere Darkwave, che comunque anche in Italia stanno ritornando di numero, perché comunque aumentando di numero, perché è un genere che soprattutto grazie a TikTok, che inizia ad avere una fan base che mescola molto questi elementi. Magari è possibile trovarne in tanti trend di TikTok dove vengono citate serie TV o film, diciamo, con questi elementi gotici o dark, e molto spesso le colonne sonore di questi TikTok, di questi edit, sono proprio appunto dei pezzi Darkwave, e comunque un qualcosa di positivo, perché è un genere comunque che ha prodotto molta musica interessante. I Libanon Hannover stessi hanno prodotto in tutta la loro carriera album pregevoli, magari non a livello di maturità di scrittura e di maturità di composizione come in questo caso, però è sicuramente tra le uscite del 2025 una di quelle più interessanti, di quelle che più diciamo può abituare l'ascoltatore a un ascolto più consapevole, diciamo. Anche con la stagione che sta arrivando alle porte, l'autunno, mi sembrava a livello di tempistica adatto comunque da portare in prossimità dell'autunno, che insomma è un po' il mese più un po' più cupo, un po' più scuro, poi si avvicina alla festa di Halloween, e diciamo ed è un genere che ci sta molto bene. Quindi per prepararsi all'autunno, per prepararsi, spero che abbiate fatto come me a vedere il più tardi possibile, anche se è già uscita la nuova stagione di mercoledì, direi che questo ci aiuta a prepararci per la stagione autunnale, che è sempre, come dire, quella più, per quanto mi riguarda, più interessante, sia a livello di musica che di la possibilità di poter stare a casa un po' di più e darsi un po' di più alle proprie passioni, che può essere appunto la musica, e seguire e recuperare tutte le puntate di Crossroads se è la prima volta che state seguendo questo programma. Quindi vi ho preparato a dovere con la canzone dei Libanon Hannover, Torture Rack. E ora rimaniamo con un tema sempre un po' malinconico, oscuro, ma cambiamo decisamente genere. Andiamo con una leggenda del jazz, Charles Lloyd, con la canzone The Ghost of Lady Day.
Ed eccoci qua, tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzo che rappresenta un pochettino l'anima del jazz, un po' più notturno, un po' più scuro rispetto a quello a cui magari siamo abituati, o almeno la maggior parte delle persone è abituata, cioè mettere dello smooth jazz per rilassarsi. Però qui siamo di fronte a un brano che rappresenta in pieno quello che è lo spirito dell'artista che lo ha scritto. Perché ci ritroviamo davanti a una leggenda del jazz con tantissima esperienza, con una carriera e una vita alle spalle decisamente intensa, e che ha messo tutta la sua anima per la scrittura di questo album, che in realtà ha avuto una gestazione molto lunga, perché si era iniziato a scrivere i primi pezzi e le prime parti nel 2020, in concomitanza con appunto il periodo del Covid, e diciamo doveva essere era un po' quello il mood con cui lo si era iniziato a scrivere, quindi c'è questa parte un po' più tesa, più oscura, che tendeva a rappresentare quello che era il periodo che tutto il mondo stava vivendo in quel momento, appunto durante la pandemia. E diciamo che qui siamo davanti a un pezzo che rappresenta tutto, quasi l'umanesimo del creatore del pezzo, perché veramente parla attraverso la musica di temi forti, cioè quello che appunto possono essere la paura, anche il dubbio, ma anche comunque valori un po' più positivi, come possono essere appunto il tema anche della speranza in questi momenti bui e più oscuri. Ma non solo, perché comunque nell'album si toccano in generale temi anche poi parecchio diversi, quelli della cultura, il tema di vivere, diciamo, in equilibrio con la natura anche, quindi diciamo si è voluto aggiungere un tema più di speranza durante la scrittura dell'album, e sinceramente una scrittura veramente profonda a livello musicale. Si vede che c'è il tocco e la mano di un grande artista dietro alla scrittura di questo album, di un uomo di grande esperienza che è riuscito a mettere tutto il suo pensiero, la sua arte, il suo estro, rimanendo molto elegante, riuscendo a dare quel tocco un po' riflessivo all'album, che potesse, come dire, far pensare lo spettatore, anzi l'ascoltatore che sta ascoltando appunto questo album. E questo gli conferisce comunque una grande eleganza, grande eleganza, perché si riesce a intravedere tutto quello che è la grandissima esperienza appunto di Charles Lloyd stesso, che è una leggenda assoluta del jazz, un maestro nell'uso del sassofono, e ci ha messo tutta la sua esperienza sia come musicista che come compositore per creare un pezzo sublime di un jazz un pochettino meno sperimentale rispetto a quello che sono stato abituato a portarvi fino ad ora, con diversi influssi culturali da diverse parti del mondo, dalla penisola arabica ai Caraibi, all'Africa, che però riesce comunque ad avere un grande spirito e grande personalità. Non è un prodotto, anche questo, così semplice, è un prodotto che va ascoltato, sentito, e lo devi capire e averlo veramente dentro dopo che l'hai ascoltato più e più volte. Però è un album, secondo me, dei più validi, se non il più valido a livello di jazz usciti quest'anno, per quanto sia comunque un
e si vede i tempi di registrazione sono stati veramente lunghi, cioè durato quasi 5 anni tra la composizione appunto delle musiche e poi la registrazione, quindi ha avuto una gestazione lunga, però ne è valsa la pena. Comunque una leggenda vivente alla sua età può anche permettersi di poter pubblicare anche con dei periodi di tempo più ampi, perché comunque ormai ha già dato tutto quello che doveva dare, ha già dimostrato la sua grandezza in questo genere e ci ha offerto un'altra perla di grandissima, grandissima qualità. Ed ecco, cari ascoltatori, dopo aver passato questi 2 brani molto cupi e molto introspettivi, direi di prendere una piccola pausa. Torniamo tra pochissimo con la seconda parte e con nuove fantastiche canzoni. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Open your eyes, this is the world. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ed eccoci tornati dopo questa breve pausa, anche per dare un attimo di break dopo queste 2 canzoni, come detto, molto un po' cupe e introspettive. Ora direi di passare a qualcosa di decisamente più allegro e con un significato che tende ad essere molto più speranzoso. Ecco, andiamo con la fantastica band israelo-yemenita gli El Kat con La Wala. Ok, ci dicono dalla regia che c'è un attimo un problema, quindi vi inizio a spiegarvi un minimo diciamo questa band che andremo a sentire, che è una band, come dire, che tende a sperimentare molto sia con gli elementi della musica che con anche la creatività nel creare i propri strumenti. Però ci dicono che si può andare, quindi via.
لا ولا نشوف الأخبار ولا نشوف الأخبار نشتى سوا نرضى لا ولا نشوف الأخبار ولا نشوف الأخبار نشتى سوا نرضى لا ليش ما تنبسط اللحظة ودائما تقول مع السلامة ليش ما بيش عايشة غلت تشبه السمرة بدون زمان ما بيش عايشة غلت ما بيش عايشة غلت تشبه السمرة بدون زمان يا لم عدد البال والجميل ما بيش مستقبل ليش لا Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Come vi stavo anticipando prima, questo è uno veramente di quei casi in cui una band oscilla tra genio e follia, ed il confine è veramente sottile, perché qui ci troviamo davanti a una band che nasce in realtà con degli studi molto classici e molto granitici, perché tutti i membri della band comunque hanno studiato musica
fin da ragazzini, specializzandosi in musica classica e in musica religiosa ebraica. Però hanno, diciamo, unito questa parte più rigida a uno schema totalmente aperto e folle, perché sin dall'utilizzo dei loro strumenti musicali capisci che questa è una band che veramente non è come le altre, perché come vi stavo anticipando prima, questa è una band che costruisce con materiali riciclati i loro strumenti, inventandosi magari anche degli strumenti un po' a caso con oggetti domestici che si utilizzano tipicamente per fare tutt'altro, però diciamo utilizzano la loro immaginazione anche per creare questi strumenti anche da oggetti di vita comune. Questo gli dimostra quella che è la loro creatività e la loro forza dell'immaginazione, perché la musica poi banalmente può essere in qualsiasi cosa, cioè il ritmo, il senso del ritmo lo hanno tutti, anche con le mani si può creare musica, quindi hanno utilizzato la creatività per costruire questi strumenti musicali particolari. Ad esempio in questo album ad esempio viene adoperato uno strumento che di solito si usa per raccogliere la pattumiera, si è aggiunta una corda e lo si è utilizzato per suonare, quindi diciamo follia allo stato puro, che dimostra comunque tutta la loro genialità. E poi ovviamente l'originalità c'è fortemente nel loro sound, perché comunque si sono evoluti unendo appunto quegli elementi di musica popolare, appunto religiosa ebraica, hanno un po' abbandonato, diciamo, quello che è la struttura della musica classica, però rimpiazzandola con elementi di rock psichedelico, di musica popolare appunto sia ebraica, di appunto religiosa ebraica, ma anche quella popolare yemenita. Appunto loro discendono da quella parte di popolazione israeliana che della diaspora yemenita, e quindi hanno utilizzato anche degli elementi culturali appunto dello Yemen e della penisola araba nei loro pezzi, soprattutto quello che per quanto riguarda le percussioni. E poi comunque c'è appunto questo loro utilizzo di strumenti così particolari, li fanno rientrare comunque diciamo si possono incasellare anche in musica sperimentale o rock o post rock, appunto come stile musicale. E diciamo appunto l'obiettivo di questa band è utilizzare gli elementi culturali che sono propri della loro cultura sia religiosa, ma anche appunto di quella che è la discendenza della loro famiglia, per un fine nobile, cioè quello di unire le culture e diciamo unire i popoli attraverso quello che è la forza della musica, perché comunque risulta poi sempre un mezzo potente per se utilizzato nei modi giusti per poter unire le persone. Qui lo si riesce a fare in maniera direi pressoché perfetta, perché comunque questo stile molto originale che prende e rimane impiantato nella tradizione, ma che apre nuovi orizzonti attraverso appunto questo modo così particolare di creare musica, rende questa band qualcosa di totalmente innovativo e di totalmente speciale, perché è un qualcosa, è una storia che si sente di rado, insomma, in un mondo in cui musicale che tende alla perfezione, qui invece c'è l'utilizzo di questi strumenti che ti portano a esaltare invece l'imperfezione, che rende la canzone più vera e più sentita. E appunto questo è
quello che sono riusciti a creare questa fantastica band israelo-yemenita. Ma ora ci spostiamo da Israele e dallo Yemen per andare nei territori più orientali, ovvero dell'Ucraina, con la band stoner metal degli Stoned Jesus con il nuovo singolo Shadowland. Just to make a change, please find a way. Will you join me here in Shadowland? Crumbling down my feet is turning to quicksand. Look what you've done. Time is running out. Can't you understand what this was all about? Now you'll join me here in Shadowland. Crawling under our feet is turning to quicksand.
Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzone di una delle mie band preferite, gli Stoned Jesus, uno dei capisaldi dello stoner e del doom metal moderno. E ne approfitto, dato che come un po' tutti questi generi sono poi legati alla figura dei Black Sabbath, che sono un po' i padrini di tutti questi generi, per dire solamente una cosa al signor Roger Waters, che da tempo ne ero assolutamente convinto fosse una persona assolutamente piccola. Basta vedere le sue posizioni che prende, ad esempio a favore della Russia nel conflitto russo-ucraino, ma prendersela con una persona morta non meno di 2 mesi fa, mi sembra, sui social, mi sembra un atteggiamento veramente squallido e che dimostra tutta la bassezza della tua persona. Sarai sicuramente un artista straordinario per quello che hai fatto con i Pink Floyd, per quanto rimangano una band di boomer cui la maggior parte dei fan conosce solamente 2 album, però rimani comunque una persona molto piccola e non vali un'unghia di quello che valeva il grande Ozzy. Ora, dopo questo piccolo sfogo personale, torniamo al fulcro appunto della puntata, che è la musica. E continuiamo con quella che è una band, appunto, che, come vi stavo dicendo, non solo è una delle mie preferite, ma è sicuramente una delle più influenti, appunto, di questi 2 generi, come lo stoner e il doom metal, che poi sono i miei generi preferiti a livello musicale. E diciamo, loro hanno questo stile che hanno veramente poco della musica metal, che di solito è diciamo quella più ascoltata, che va di più in Ucraina. Il loro stile in realtà è molto più statunitense di quello che può sembrare. Citando uno dei loro vecchi lavori, che dovete assolutamente recuperare perché è un album imprescindibile e che ho già avuto l'onore di portare durante una puntata dei Barbari Eleganti, che tra parentesi ritorneranno questo lunedì. Mi raccomando, tutti a seguirci ancora con rinnovata carica e vigore. Comunque, stavo dicendo, uno stile molto più americano, cioè in quell'album, che poi parlava molto di come tema centrale delle grandi praterie degli Stati Uniti, le zone appunto centrali degli Stati Uniti, delle praterie dei canyon, che prendevano anche molto come ispirazione la storia dei nativi americani. Mi sembrava veramente un album molto molto americano fino al midollo, per poi scoprire che in realtà è una band ucraina. E diciamo una band che ha evoluto quello che è un genere incredibile come lo stoner e il doom metal, aggiungendogli anche delle note anche un po' più prese dal progressive, e comunque però mantenendo quell'elemento di massiccio e di lento che c'è nel doom soprattutto. Cioè, lo sentite, le chitarre sono molto massicce, si va a creare un suono molto forte e molto lento. E per cui ecco, questo nuovo pezzo, appunto Shadowlane, che anticipa poi quello che sarà l'imminente album che uscirà a settembre. Diciamo che questo pezzo è un pochettino, rappresenta un po' una parte più introspettiva e come dire spirituale della band, diciamo, anche per quello che sta vivendo il loro paese, l'Ucraina, appunto. C'è un tema anche qui molto più oscuro di fondo nel tema del testo e del sound, che rappresenta un po' il loro stato d'animo e rappresenta un po' anche quel lato più oscuro che c'è dentro ognuno di noi, sia come dire, in una dimensione terrena ed esistenziale, ma anche quella maggiormente spirituale, appunto, in cui dei ragazzi, appunto, stanno vedendo
quello che sta succedendo appunto ai loro concittadini. E diciamo queste esperienze di vita hanno portato comunque a una diversificazione del loro sound, che ora sembra molto più oscuro rispetto ai precedenti lavori, per quanto la base dello stoner e del doom rimangano appunto fondamentali ed essenziali in questa band incredibile. Mi raccomando, ascoltateli e recuperatevi anche l'album Seven Thunder Roars, che è sicuramente il loro capolavoro, e l'album, uno degli album più belli del genere usciti negli ultimi 15 anni almeno. E ora andiamo verso la chiusura della puntata con il pezzo Crossroads, con l'ultima canzone, con una leggenda del blues americano, Drive by Exit Signs del grandissimo Joe Bonamassa. Daydreaming we were out till the morning light. Not a care in the world, couldn't even pick a fight. But I'm out here on the interstate in Tennessee. Wonder what the hell ever happened to you and me. I'm gonna have to find me another way home. Out in the open, now my cover's blown. Got a heavy load, I'm coming up to the crossroads. He's blocked, that's all I've got. You don't see me in my prime, everywhere, all the time. You just drove right by the exit sign. There's no reason, there's no rhyme. That's what makes it such a crime. When you just drive by. Drive by the exit sign. Drive by the exit sign. Drive by the exit sign. See you in my mind all the time. Maybe somewhere down the line we'll be fine. Got a heavy load, I'm coming up to the crossroads of life. Got no wife, you don't see me in my prime, everywhere, all the time. You just drove right by the exit sign. There's no reason, there's no rhyme. That's what makes it such a crime. When you just drive by. Drive by the exit sign. Drive by the exit sign. Drive by the exit sign. Coming up to the crossroads. Which way to turn? Will I ever learn? You don't see me in my prime, everywhere, all the time. You just drove right by the exit sign. There's no reason, there's no rhyme. That's what makes it such a crime. When you just drive by. Drive by the exit sign. Drive by the exit sign. Drive by the exit sign, baby. Drive by the exit sign. Drive by, baby. Drive by the exit sign.
rising sun. Rising sun. Ed eccoci qua tornati, carissimi ascoltatori, e come potevo non portarvi un pezzo dall'ultimo album del grandissimo Joe Bonamassa, di questa leggenda moderna del blues, soprattutto il blues del sud degli Stati Uniti. Ovviamente Joe Bonamassa non ha bisogno di presentazioni, un predestinato che diciamo ha iniziato a dare del tuo alla musica e alla chitarra soprattutto fin dalla più tenera età. Aveva poco più che 11 anni, 12 anni quando ha iniziato comunque a suonare, una carriera lunghissima, una carriera sia da turnista di altissimo livello che poi ovviamente in singolo, ed è insomma uno di quelli che custodiscono la macchina del tempo che tiene vivo il blues americano, e proprio in questo pezzo si sente tutta l'americanità, tutto gli Stati Uniti, quelli veri, quelli del centro, del sud degli Stati Uniti, appunto. C'è ovviamente in questo pezzo delle parti blues, ovviamente vedendo il personaggio era inevitabile, ma anche delle contaminazioni con funky rock, southern rock, Texas Swing, insomma un po' chi più ne ha e più ne metta per questo brano incredibile che parla proprio utilizza la metafora del appunto come dice il titolo della canzone, Drive by Exit Signs, appunto utilizza questa metafora come per raccontare la storia di una rottura amorosa attraverso l'utilizzo dell'autostrada, diciamo, come sinonimo soprattutto dell'uscita dell'autostrada come una divisione, arrivare a una divisione tra due persone che si amano, appunto. Ma poi come non portare comunque un pezzo di questa leggenda che ha ridefinito un po' il modo di suonare la chitarra, e anche poi lui è veramente ossessionato da questo strumento, ne ha una collezione amplissima che ha anche utilizzato oltretutto contro i suoi vicini che stavano dando una festa dove sparavano al massimo il reggaeton. Allora lui si è preso l'amplificatore, chitarra in mano, e ha iniziato a suonare Smoke on the Water dei Deep Purple, proprio per rispondere un po' a questa terribile musicaccia. E cosa dire se non uno dei più grandi veramente bluesmen di tutti i tempi. Qui abbiamo giusto che è un messaggio da un nostro ascoltatore che appunto ringrazia tutta la redazione di Radio Libertà e tutti i suoi conduttori. Ovviamente lo ringraziamo per queste parole di apprezzamento. E purtroppo siamo arrivati alla chiusura anche oggi di questa puntata. Vi ricordo lunedì Barbari Eleganti, mentre giovedì prossimo no, purtroppo andrò in vacanza pure io, dopo avervi tenuto compagnia tutto agosto. Salterò una settimana perché andrò in vacanza. Ci rivediamo il giovedì dopo, sempre qui su Radio Libertà dalle 3:30 alle 4:30, perché le vie della musica non muoiono mai. Avete ascoltato Crossroads,